Non solo non aiuta, ma contribuisce ai respingimenti e alla violazione dei diritti umani dei migranti che dovrebbero essere salvati e invece vengono respinti. Noi proprio ieri appunto continuiamo a piangere centinaia di morti dopo gli 800 morti che ancora il 18 aprile giacciono nella nave che il ministro Renzi si era impegnato a recuperare, invece ancora poco e niente è stato fatto. Nel 2015 sono morti oltre 2000 immigrati fino a luglio di quest'anno rispetto ai 1500 morti nel 2014, quindi vediamo che c'è un incremento di oltre il 30% e purtroppo negli ultimi mesi anche Frontex interviene sempre meno, l'operazione Triton investe per risparmi sempre meno e quindi i salvataggi avvengono soprattutto da parte delle navi umanitarie, di Medici Senza Frontiere e di privati che si mettono a disposizione, oltre alla Guardia Costiera. Quindi praticamente è diametralmente opposta alla scelta che il Comune fa di mettere la sede di Frontex proprio a Catania, che quindi contribuirà sempre più a militarizzare i nostri mari. Grazie.